Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Siamo con l'assessore ai lavori pubblici Davide Marangoni perché vogliamo parlare dei lavori approvati dalla Giunta, dall'amministrazione comunale di Taglio di Po alla scuola Elia Maestri. Lavori importanti, lavori decisamente impegnativi e naturalmente vogliamo capirne un po' di più attraverso l'assessore. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la novità, diciamo, della settimana scorsa è quella che abbiamo approvato, come diceva Leandro, il progetto definitivo esecutivo del plesso scolastico Elia Maestri e Pascoli, perché l'intervento comprende tutto l'edificio scolastico e riguarda un importante intervento di ristrutturazione complessiva dell'intero immobile, insomma, che ha conosciuto diverse fasi di costruzione, è partito negli anni 80 e finito negli anni 2000, e che prevederà quindi un rinnovamento generale del plesso scolastico. Rinnovamento che parte dalla parte innanzitutto strutturale, per cui verranno fatti degli interventi di carattere strutturale per adeguarlo alle nuove normative sismiche, un intervento di carattere energetico, perché l'obiettivo finale è quello di avere un edificio a consumo energetico quasi zero, per cui verrà completamente rivisto e rivisitato nelle sue caratteristiche energetiche, perché attualmente è un edificio, come si dice nel gergo, energivoro, cioè consuma un sacco di energia sia di carattere elettrica che di altro tipo, e quindi andremo a intervenire lì. E dopo ci sarà un intervento anche di adeguamento anche a tutta la normativa per quanto riguarda la disabilità e per quanto riguarda anche gli aspetti relativi all'antincendio. Ecco, si parla di cifre importanti, il Comune ottiene un contributo di 2.609.000 euro, almeno dalla stampa, da notizie della stampa, ha un incentivo di 717.000 euro per il Un GSE. milione? Sì. Il Comune di Italia di Po praticamente costerà. Ma rispetto a tutto diciamo che l'importo complessivo dell'intervento è di 4 milioni e 440 mila euro. Mm? E all'amministrazione comunale costerà sui 100 e un poco più di 100 mila euro rispetto al grande plafond che abbiamo. Per cui è un intervento ambizioso sia dal punto di vista economico-finanziario che da un punto di vista quindi progettuale, solo che dal punto di vista progettuale l'abbiamo risolto, nel senso che quando abbiamo provato è stato realizzato un progetto abbastanza importante e complesso, perché al di là che l'edificio esistente però è sempre più difficile intervenire su un intervento di ristrutturazione che su una nuova costruzione, soprattutto un edificio bene o male che ha avuto diverse datazioni. Per cui l'intervento complessivo fatto dallo studio ha rilevato le criticità che quindi sono quelle che dopo andiamo con questo contributo a definire e a sopperire. E quindi l'intervento è molto importante, dovremo giudicare quindi i lavori entro oggi, quindi oggi dovremo fare praticamente una proposta di aggiudicazione e quindi da lì dopo andremo avanti con Ecco, tutto l'iter. presumibilmente i lavori cominceranno. Allora, più che dirti quando inizieranno, perché essendo un edificio vissuto, perché ci sono gli studenti e tutto il resto, che capisco anche soprattutto da parte dei genitori che è una problematica, dovremo concordarli con la dirigenza scolastica, però tenete conto che l'intervento durerà circa 15 mesi, per cui porterà via non solo i mesi di questa amministrazione, ma porterà via soprattutto i mesi della futura amministrazione comunale. Ecco, ultima domanda, il Palavigor, la situazione, i lavori sono già cominciati, eravamo a buon punto all'inizio dell'estate. Allora, il Paravigor purtroppo è la mia nota dolente, nel senso che eravamo contenti perché i lavori erano iniziati anche abbastanza bene perché avevamo iniziati ancora a maggio. Diciamo che i lavori più importanti da un punto di vista strutturale che hanno consentito di salvare quello che era rimasto del Palavigor, perché l'intervento più che ristrutturazione, stiamo facendo praticamente l'intervento di ricostruzione dell'edificio. Adesso l'edificio è messo in sicurezza e sarebbe anche a posto per quanto riguarda le possibili intemperie, anche per aspetto sismico e tutto il resto. Diciamo manca l'ultimo intervento che consentirebbe l'accessibilità da parte dei studenti e delle società per andare a fare attività di allenamento o per fare attività scolastica, che sono il manto interno, quello da gioco, la sostituzione dei serramenti dalla parte verso sud dove c'è la tribuna esterna e il rinforzo strutturale sempre dove c'è la tribuna, per cui li dovremmo demolire parte dei muri perché devono essere completamente rifatti per rispettare la norma antisismica.
Qual è il problema? Che quest'ultimo appalto che avevamo aggiudicato era stato affidato, abbiamo fatto a maggio il sopralluogo con la ditta. Diciamo che nel giro di 20 giorni da quando abbiamo pubblicato il bando all'aggiudicazione i prezzi sono aumentati in maniera incredibile. Come avrete saputo tutti, c'è un problema di caro prezzi dovuto a una, come dire, assenza di materie prime, ma anche a un'eccessiva domanda probabilmente, e quindi c'è un aumento importante dei prezzi, per cui la ditta non se l'è sentita, e soprattutto noi non ci siamo sentiti di andare avanti per trovarci poi delle sorprese in un secondo momento. La ditta ha rinunciato all'incarico, per cui adesso deve riprendere l'iter, come dire, amministrativo per la nuova aggiudicazione, che presumibilmente, insomma, pensiamo che entro la fine del mese di ottobre pensiamo di riuscire a fare, insomma, perché c'è stata anche tutta la questione legata alle linee maestre che vi dicevo prima, insomma, che ha portato via diverso tempo sia l'ufficio tecnico che lo studio. E quindi il Palavigor, stessa roba, adesso bisogna ripartire, anche perché non solo abbiamo dovuto aspettare, ma abbiamo dovuto aspettare i tempi anche della Regione Veneto, perché i preziari con i quali vengono calcolati i costi non li inventa il Comune, ma vengono forniti direttamente alla Regione, per cui abbiamo dovuto aspettare l'aggiornamento che ha fatto la Regione Veneto, che è venuto a fine luglio, e quindi da lì adesso dobbiamo ripartire, anche se probabilmente saremo costretti a fare anche noi stessi un aggiornamento, perché alcuni prezzi non sono stati toccati nonostante questo aumento che c'è stato. Perfetto, la ringrazio, quindi speriamo perlomeno entro il 2022 Palavigor finito e iniziare i lavori, e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti.